28ª giornata del campionato di promozione. Dalla Bonaiuto Somma di Mascalucia, il Città di Mascalucia affronta il Città di Torregrotta. La formazione di mister Suriano cerca punti playoff, dall'altra parte invece quella di mister Borelli tenta l'ultimo disperato assalto alla possibilità di agganciare la zona playout. È un 4-4-2 quello disegnato dal tecnico della Città di Torregrotta, con Rotella tra i pali, a destra in difesa Casale, a sinistra Arizia, al centro ci vanno Merlino e Mondo a centrocampo, da destra verso sinistra Abbate con Ferlazzo, Ballarò e Balai, in avanti De Vida e Sittineri. Arbitra la partita il signor Pierpaolo Longo della sezione di Catania, sui assistenti Salvatore Zambuto Sidra della sezione di Agrigento e Calogero lo giudice anch'esso della sezione di Agrigento. Maglia rossa, inserti blu per il Città di Torregrotta, maglia azzurra e pantaloncini blu invece per quanto riguarda i padroni di casa della Città di Mascalucia. Possiamo partire allora con il film del primo tempo al sesto, prima occasione per il Città di Torregrotta, lancio in avanti dove c'è De Vida, prova a colpire, il portiere riesce a effettuare la parata ma c'era anche posizione di fuorigioco. Dall'altra parte invece ci trova il Città di Mascalucia, il pallone si impegna in area di rigore, prova ad avventarsi allora su di esso Tenerelli che va in rovesciata, ma è facile l'intervento per Rodella in questo caso. Al 14esimo attacca dalla sinistra con Balai, il Torregrotta è scatenato all'esterno di mister Borelli, entra in area di rigore, viene esteso così, il direttore di gara è lì vicino, indica il dischetto, calcio di rigore per il Città di Torregrotta quando siamo al 14esimo. La ghiotta occasione per Ballarò di presentarsi dal dischetto per portare in vantaggio i suoi. Si aspetta il fischio, parte Ballarò che spiazza Spina ed è il vantaggio della Città di Torregrotta al 14esimo con il numero 10 Ballarò. La formazione di mister Borelli si porta avanti, un vantaggio pesante quello del Città di Torregrotta. Occhio però alla reazione della Città di Mascalucia al 20esimo, azione dalla sinistra, il pallone viene controllato con questa gran giocata da parte di Garrozzo che mette dentro, poi Tenerelli se la ritrova lì, il suo mancino è totalmente sballato e finisce al lato della porta. Al 22esimo ancora una volta il Città di Mascalucia in avanti, occasione in area di rigore, tentativo che però viene allontanato dalla difesa, poi Rodella in uscita, attenzione perché non è perfetto, ancora Rodella, un batti ribatti e poi l'estremo difensore del Città di Torregrotta riesce a far solo la sfera. Al 24esimo calcio di punizione in area di rigore per il Città di Mascalucia. C'è Garrozzo che prova il destro potente, ma Rodella effettua un vero e proprio miracolo, vola l'estremo difensore delle Città di Torregrotta. Rivediamo tutto a rallenti, gran tentativo ma riesce a deviarla sul Regno Rodella e mantiene il vantaggio delle Città di Torregrotta. Ancora in avanti però il Mascalucia, pallone dentro, Tenerelli stavolta anticipa l'uscita di Rodella ed è 1-1. Chiedevano il fuorigioco quelli delle Città di Torregrotta, non è dello stesso avviso però il direttore di gara e il suo assistente. 1-1 adesso alla Bonaiuto Somma, ha segnato il numero 9 Tenerelli. Al 28esimo reazione da parte del Torregrotta, in area di rigore c'è De Vida che prova a cercare spazio, ancora De Vida, il problema a girarsi, scarica allora verso Sittineri, una deviazione del compagno, per poco Abbate non riesce a trovare la via della rete, calcio d'angolo per il Città di Torregrotta. Il pallone che viene messo dentro, il colpo di testa che viene però salvato sulla linea, la possibile deviazione del Città di Torregrotta che non riesce a trovare il gol del 1-2. Ancora il Torregrotta in avanti in area di rigore, Sittineri viene steso così, rivediamo tutto a rallenti, ci sarebbe stato il secondo rigore per il Torregrotta, sembrava netto, qui non è però dello stesso avviso il direttore di gara. Dall'altra parte invece il Mascalucia che colpisce un gran palo con questo tentativo in girata da parte di Galliano. Al 40esimo ultima chance per la formazione padrone di casa, pallone deviato, prova ad avventarsi su di esso Garrozzo, alla sfera finisce fuori. Primo tempo che viene archiva allora sull'1-1, da una parte il gol di Ballarò, dall'altra quello di Tenerelli e a questo momento equilibrio totale al Bonaiuto di Mascalucia tra il Città di Mascalucia e il Città di Torregrotta. Siamo pronti con il film del secondo tempo a parti invertite sul rettangolo verde dell'impianto Bonaiuto Somma. Il direttore di gara fischia e si può partire col secondo tempo. Subito una rimessa laterale, errore in uscita da parte di Rodella, ne approfitta allora Palma che trova il gol del 2-1. Dopo 5 minuti all'inizio del secondo tempo il Città di Mascalucia è riuscito a concretizzare la rimonta con il colpo di testa in area di rigore del numero 7. Rabbia per Rodella che sa di aver commesso un errore, esce Macri dentro porto al settimo del secondo tempo. All'8º attenzione perché prova a lanciarsi ancora una volta il Città di Mascalucia verso l'area di rigore, Mondo però stende così il giocatore ed è il secondo giallo, espulsione. Resta in 10 il Città di Torregrotta che adesso oltre ad avere lo svantaggio di un gol ha anche lo svantaggio di un uomo. Ci trova allora il Città di Mascalucia a chiudere la partita, lancio in avanti per Tenerelli a tu per tu con Rodella, va col mancino ma si divora, un'ottima chance per trovare il gol della tranquillità. Ancora cambi
per mister Suriano, esce Palma ed entra Febbraio al 17esimo, invece ci prova ancora il neoentrato Febbraio, ma qui Ronella probabilmente riesce a deviarla sul palo. Grande intervento dell'estremo difensore del Città di Torregrotta che va a riscattare l'errore sul gol del 2-1. Poi Tenerelli controlla la sfera, ancora Tenerelli che prova a servire il compagno, si tratta di Garrozzo che va all'incrociare il tiro ed è 3-1 del Città di Mascalucia al 20esimo del secondo tempo. La formazione di mister Suriano probabilmente chiude la partita, prova a cambiare subito mister Borelli per cercare di rientrare nel match, uscirà infatti Abate per Antonazzo. Questa la mossa del Città di Torregrotta al 24esimo, ancora cambi, da una parte entra Villari, dall'altra invece esce Tenerelli ed entra Pafumi al 27esimo, chi attacca invece il Città di Torregrotta. Visto i cambi, proprio la formazione di mister Borelli che adesso ci prova con Ballarò che va a scaricare per Ferlazzo, cerca spazio Ferlazzo, va al tentativo di poco al lato della porta a difesa da Spina, ancora cambi invece per mister Suriano, esce Di Pietro ed entra Cantia al 30esimo, invece c'è un calcio di punizione ed è un gran gol di Ballarò. Rivediamo qui, ci ha provato il portiere, ma secondo il direttore di gara il pallone aveva oltrepassato la linea al minuto dunque 33 del secondo tempo. Doppietta per il capitano Ballarò, prova a rientrare in partita il Torregrotta, esce De Vita ed entra Caselli. Questa è la mossa di mister Borelli per cercare adesso di mettere un Torregrotta in campo ultra offensivo. Dall'altra parte esce Galiano, entra Maura al 34esimo, però arriva la doccia fredda per il Torregrotta perché Garrozzo riceve in area di rigore e deve solo depositare in rete il gol della tranquillità. 4-2, doppietta per il numero 11 Garrozzo. Città di Mascalucia al 34esimo, a 11 dalla fine, ha praticamente archiviato il match. Continua con i cambi mister Borelli, esce Balai dentro la spada, ma di lì a poco non ci sarà più tempo. Triplice fischio alla Bonaiuto Somma, il Città di Mascalucia vince per 4-2 contro il Città di Torregrotta in maniera clamorosa, però è ancora tutto aperto per la formazione di mister Borelli che la prossima settimana affronterà il Gescal in un incrocio fondamentale per capire se il Torregrotta quest'anno parteciperà ai play-out o se andrà a retrocedere. Un cordiale saluto e alla prossima.